18ª giornata di campionato nel girone B di Serie B femminile. Dopo 2 settimane di sosta il Padova torna in campo in casa del Marcon e sfoggia anche una nuova divisa, quella disegnata dall'Avis biancoscudata, e con la personalizzazione del numero per ogni calciatrice. Ciò che più conta però è vincere per continuare la rincorsa alle prime della classe, e il Padova parte subito a sprombattuto. Al 14esimo si trova già in vantaggio. Qua è bravissima Claudia Ferrato, dopo il colpo di testa di Arianna Catuzzo, a sfruttare questa indecisione della difesa veneziana, passare in mezzo alle due centrali del Marcone, a battere così con il sinistro il portiere. Padova in vantaggio e 18esimo gol in 18 partite per Claudia Ferrato, che qua si dimostra un opportunista di razza. Sfrutta questo buco della difesa del Marcone, porta in vantaggio il Padova biancoscudate, che adesso possono gestire la partita, anche se nei minuti centrali del primo tempo a farsi più pericoloso è il Marcone. Prima con questo tiro di Zuanti parato in due tempi da Donà, poi c'era anche un fuorigioco sulla sua respinta, e poi ancora la stessa Zuanti si presenta tu per tu con il portiere biancoscudato, che è bravissima a chiudere lo specchio della porta nel finale di tempo. Poi si fa viva ancora il Padova con questo destro di Arianna Catuzzo parato in due tempi dal portiere. Poi ancora Padova allo scadere del primo tempo. Margherita Giubilato con il sinistro non inquadra la porta, si arriva quindi nella ripresa, e il Padova che cerca di sfruttare i varchi che si aprono in contropiede. Qua è Laura Peruzzo a recuperare un pallone, involarsi da sola contro la difesa del Marcon. Poi il suo tiro però termina lontano dalla porta, difesa da Ghion. Ancora una palla recuperata dal Padova che fa viaggiare Claudia Ferrato, che tira con il destro, non inquadra la porta. Poi c'è questo calcio di punizione di Chiara Sarini, il tiro respinto dal portiere, poi arriva Catuzzo, ma è bravissimo ancora il portiere Ghion a respingere. Grossa occasione però per il Padova, che prova ancora con Claudia Ferrato, si gira con il sinistro, ancora Ghion in due tempi. Il Padova che avrebbe più volte l'opportunità per trovare il 2-0 che metterebbe in ghiaccio la gara. Claudia Ferrato qui al 31esimo scarta anche il portiere, poi però non riesce a trovare l'attimo per andare al tiro. Serve anche Arianna Catuzzo, che perde così il pallone. Quindi il Marcon, dopo aver comunque sviluppato un buon gioco nel secondo tempo, trova il pareggio al 9 minuti dal 90esimo con Battaiotto. Marcon che non si era reso particolarmente pericoloso nel secondo tempo, ma comunque in alcune occasioni aveva schiacciato le biancoscudate all'interno della propria area di rigore. Trova un 1-1 che alla fine è un po' beffardo per quanto ha costruito il Padova, che negli ultimi minuti va anche vicino al 2-1 ancora con Claudia Ferrato, eppure finisce 1-1 proprio come la gara di andata. Il Padova che torna a pareggiare una partita dopo la gara di andata. Dopo l'1-1 del Vermigli contro il Marcone erano arrivate 9 vittorie e 3 sconfitte per il Padova, che adesso vede rallentare la sua marcia verso il terzo posto in classifica.